Allora, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono ogni giorno, quindi un buon pomeriggio per coloro che ci seguono da YouTube. Ciao a tutti, buona visione, come dico sempre io. Poi un abbraccio in particolar modo va per tutti gli ammalati con una prestissima guarigione. Per tutti i detenuti una prestissima libertà ed un abbraccio forte a tutte le persone anziane. Questa è una nuova live dove potete chiamare in diretta per avere una consulenza col Santoni di Arella qui presente. È del tutto gratuito, non dovete pagare niente, quindi nemmeno le offerte. Ciao Emma Ceri, buon pomeriggio a te. Quindi non dovete pagare, non dovete fare offerte, niente di niente, solo telefonando al numero 345 630 81 72 potete avere una consulenza specifica, una consulenza professionale dove potete fare qualsiasi domanda e vi sarà data la risposta. Non chiedetemi per la salute perché non sono un medico, ok? Allora, la cartomanzia è un modo come tanti per predire il futuro ed il presente. Sappiate che esiste il bene, esiste il male e quindi sapere cosa è successo, qual è il motivo che vi va tutto male, qual è la nostra risposta, ce lo dicono le carte. Quindi basta dare la vostra età, il vostro segno zodiacale. Ripeto, telefonando al numero 345 630 8172. Questa è una live con telefonate in diretta, non attraverso i commenti, perché l'abbiamo disattivato per far sì di dare un servizio valido.
quando si parla di alta professionalità per quanto riguarda un vero consulto di cartomanzia, si parla di effettivamente di leggere le carte, perché tante volte le cose le si vanno a inventare. Quindi quando si fa una lettura di carte, noi andiamo a leggere le carte per voi e dare una risposta alla domanda che fate. Perché spesse volte ci si confonde, spesse volte si fanno la lettura di carte dicendovi avete una fattura, vi hanno fatto il malocchio, vi hanno fatto un maleficio. Esistono queste cose, ma non è che lo si va a dire a tutti ed impaurire la povera gente che ti chiama. Perciò dico, quando si chiama a un operatore esoterico bisogna sapere a chi si chiama, perché se no si fa confusione e vi impauriscono e vi mettono cattivi pensieri in testa. Questo è il mio motto. Ok? Quindi se volete un vero consulto, se volete un vero, dice Emma, è verissimo, sì Emma, perché se chiami a qualcuno la prima cosa che ti dice è che hanno fatto un maleficio, non va bene, impaurisci la povera gente. Pronto? Buonissimo. Prego. Sì. Sì. E sto conoscendo una persona che è nata l'8/6 del 1967. Sì. Vorrei sapere se sarà un continuo con questa persona. Sì, vediamo subito. Allora, mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? Il 2. Il 2, perfetto. Andiamo a verificare un attimo. Allora, tu quando dici ciao Massimo, buon pomeriggio, quando dici sto conoscendo una persona, ma ti riferisci per una sistemazione, matrimoni, convivenza, questa cosa qui? No, ecco. convivenza. Una storia, parliamo di storia, poi si vedrà. Allora, questa persona è sincera, ti è sincera, ed ha tutte le intenzioni serie per iniziare un cammino di viaggio. Quindi ti puoi fidare, però il discorso di una convivenza, queste cose qua, questa è una cosa che viene dopo, il dopo, perché l'inizio è sempre una storia. Poi sta a te, la tua bravura a farlo scemonire di più oppure no. No, vabbè, devo essere sicura di questa persona. No, può essere sicura perché è sincera. È una persona sincera e ci tiene. Va bene, allora la ringrazio. Prego, arrivederci. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Sì. Prego, lo so. Avevo l'idea di scriverti, secondo questi stimoli, riusciamo a tornare insieme, cioè riusciamo a riconciliare il rapporto.
ma prima di scriverlo, quanti squilli che hai fatto, quanti messaggi che hai mandato e quanti... proprio. Niente. 4 giorni che non ci guardiamo. Prima, non c'è prima, stato. prima, No, la no, con... prima no. Dopo la giornata non abbiamo più parlato. Ah, ok, quindi vediamo, Niente, non ho fatto nessun tentativo. vediamo. Lui si chiama, ti devo dare il nome, la data. Mi devi dare solo l'età, segno zodiacale, grazie. Allora, io sono nata il 15 novembre 96 e sono dello Scorpione. Lui è nato 7 aprile 98 e io sono 1, 2 o 3? 1. Da quando vi siete lasciati? Non partiamo da 5 giorni. Un attimo, Io volevo fare il tentativo di un att- sbloccarmi un attimo in linea. Allora, lui è una persona molto orgoglioso, quindi anche se tu lo sblocchi e gli mandi un messaggio, ti manderà a quel paese, però poi si farà avanti a modo suo. Ok, quindi magari io consulto l'effettivo, lui mi risponda. Sì, va bene? Però poi non sono più. Però datti una calmata tu, eh? Secondo te colpa mia? No, tu sei una santa. Tu sei una santa, mo ti bloccano santa a te. Va bene, grazie. Allora farò questo tentativo. Ciao. Grazie, arrivederci. Salutiamo l'amica Roxel Pirel, buon pomeriggio, buonasera maestro, bentornate, le auguro un'ottima live, grazie di cuore. Salutiamo anche il mio carissimo amico Sergio Zaccariello, buon pomeriggio anche a te carissimo, salutami Paolina. Allora, le linee ritornano libere, grande diretta come sempre, affidatevi ai veri professionisti come Cleo. Grazie Sergio, gentilissimo. Allora, 345 630 81 72, chi vuole comunicare col sottoscritto. A proposito, volevo farvi vedere la denuncia che ho effettuato questa mattina. Eccola qua, la denuncia è stata fatta contro a ignoti che hanno clonato il mio account su TikTok. Denuncia fatta. Però non serve a niente, però per cautelarmi. Quindi se ricevete dei messaggi su WhatsApp oppure su Messenger oppure su TikTok, sappiate che non sono io, perché mi è stato clonato l'account, anche perché io non ho mai scritto nessuno e non scrivo mai nessuno. La mia clientela contatta me, ma io non ho mai fatto una telefonata a qualche mio cliente per dire bla bla bla. Questo lo fanno chi vi deve ingannare. Io non l'ho mai fatto, perciò se ricevete qualche mio messaggio sappiate che non sono io. Sergio, sono persone dell'Argentina, zone Africa, quelle zone lì, quindi persone che fanno questo per mestiere, truffano fino adesso stavamo truffando la truffa degli innamorati, se avete sentito parlarne, facevano innamorare le donne, anche gli uomini, e poi gli cercavano denaro. E adesso si sono buttati su i cartomanti, hanno scelto me. Allora, linee libere 345 630 81 72 per parlare, comunicare con il maestro Cleo qui presente.
ricordo che siamo in diretta live in contemporaneo TikTok, YouTube e Smart Radio, che potete ascoltarci tramite il sito web smartradio.it. In questo momento siamo in diretta anche per radio. Allora 345 630 81 72. Sì, carissima amica Emma Sceri, purtroppo è così, non ci si può fare niente. Purtroppo mi hanno clonato l'account. È sempre così, dove arrivo io c'è sempre chi cerca di ostacolarmi. Fa niente, perché sono sempre io, solo io. Come vedete, mi faccio i nemici. Anche qui su TikTok mi sono fatti i nemici. Vedete, pochi ma buoni. Il resto non me ne frega più di tanto. Anzi, se proprio ci tenete a saperlo, sto cercando di cambiare orario nelle live, quindi questo è un orario che ho visto la malvagità della la cattiveria delle persone, quindi cerco un altro orario, un altro pubblico. Ma dice: nessuno ti può imitare, tu sei unico, basta, non ce n'è per nessuno. Grazie Emma, grazie. Allora, linee libere 345 630 81 72. Chi vuole parlare con me lo può fare in questo istante telefonando in questo momento. Un abbraccio per tutti quelli che ci seguono per radio, su Radio SMAV, perché siamo in contemporaneo anche tramite radio, raggiungibile dal sito web smavradio.it. Segnatevelo questo sito web, perché potete ascoltare la buona musica in H24, quindi durante il giorno, la sera, la notte. È una radio che io sono il titolare di questa radio, quindi ascoltatelo. Segnatevi il sito web smavradio.it, è semplice, smavradio.it, semplicissimo. Giulia, buon pomeriggio a te, come va? Tutto a posto? Allora. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì. La posso fare una domanda? Come no, Lucia? Dimmi. Sono in una relazione con una persona, scegliere io Perché sta con il lavoro? Sì. solo che io nella relazione mia per dire un diverso, lui non conosce, facciamo così, ci stiamo lavorando, sono già 2 anni, voglio sapere se anche sapere che sono direttamente O rimarrete solo amanti, giusto? Dammi, allora, quanti anni tieni tu, che segno sei? Allora, io ho 53 anni, sono della vita, sono nati il 23 marzo del 73. Lui invece
per il 73 agosto. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. Un attimo. Allora, voi state bene insieme proprio perché vi vedete ogni tanto, diciamo, no? Perché se stavate insieme tutti i giorni era idem a tuo marito o al tuo uomo. Proprio il mistero, il fatto di vedersi ogni tanto, questa cosa porta entusiasmo, capito? Quindi io ti dico che il vostro rapporto rimarrà tale perché lui già esce da altre situazioni non tanto pulite, diciamo, del passato. In casa, in famiglia, ci sta tanto per, però questo vostro rapporto è un rapporto che va avanti con un certo entusiasmo che vi aiuta a vivere. Capito? Sì, quindi praticamente questo rapporto andrà avanti così. Sì. Se tu pensi che un giorno potete andare a vivere insieme, dimenticalo perché non succederà questo. Ma io voglio sapere poi un'altra cosa, ma lui ci tiene veramente a me o è solo perché, ecco, No, questo tipo di rapporto? ci tiene. Ma tu pensi, se questa persona non ci teneva a te, con le donne che si buttano ai piedi di tutti oggi, alcune donne, non voglio fare un fascio, che alcune donne si buttano ai piedi, secondo te questa persona stava con te 2 anni? No, penso proprio che no. E li trovava meglio di te? Sì. O no? Penso proprio che sì. Ah, Sì, e allora sta persona ci tiene a te. Continuate questo cammino e non metterti cattivi pensieri. Vivi la vita a minuto, la vita è breve. Noi non siamo diciamo persone che viviamo per eterno, no. Goditela, goditi la vita. Arrivederci. Allora, linee libere 345 630 81 72. Allora, immaginate, voi dovete fare un po' un confronto di come effettuo io i consulti e di come li effettuano i cartali. Punto 1, da me non sentirete mai e poi mai dire hai una fattura, hai un maleficio, hai un malocchio, grazie Zaccaria, mai, perché io sono un professionista. Io dove guadagno? Allora, io effettuo consulti in privato, privatamente faccio consulti al solo costo di 30 euro. Voi mi dovete dire, se io faccio 2 consulti al giorno, sono 60 euro, ma io a chi voglio ammazzare? Serve a dire hai una fattura, hai un maleficio, impressionare, impavorire la povera gente per fare che cosa? Capito?
il meccanismo. Allora, l'amica Giulia dice: stamattina ho fatto il rituale con il sale. Benissimo, bello, bello. Io ho pubblicato anche quello del malocchio, per togliervi il malocchio, quindi potete farlo. Allora, le linee sono libere 345 630 81 72 per chi vuole parlare con me. Potete avere una mia consulenza altamente professionale, senza troppi giri di parole, senza crearvi problemi o impaurirvi. Sono una persona seria. Allora, per i nuovi arrivati voglio sempre far capire chi sono io, perché poi va a finire che facciamo una confusione enorme. Questo sono io all'età di 20 anni. Qua avevo 20 anni. Oggi ce n'ho 63 anni, quindi fate un po' il conto sulla punta del naso quanti anni sono che io sto nel campo del mondo esoterico, maestro spirituale, veggente, ok? Tanto per non confondermi con i cartari, sia ben chiaro. Allora, cosa dice l'amica Giulia? Dove vai così elegante? Al matrimonio? No, questo è il mio vestito della prima comunione. Ci tengo, Giulia, sono una persona molto, non direi elegante perché mi ritengo più sportivo, però nelle mie live mi piace dimostrarmi in forma, pulito. È un qualcosa di da sempre. Se tu guardi le mie su YouTube, se vai a guardare le mie live, le mie dirette in televisione, sempre vestito elegante, perché è l'abito che fa il mondo, non è il mondo che fa l'abito. Oddio. Grazie Emma, grazie di cuore. Allora, sto pensando di fare un'altra live di sera. Mo vediamo un po', facciamo delle prove, quindi di sera faremo qualche nuova live per i nuovi follower, ok? Perché a quest'ora c'è tanta marmaglia di tartari e tanta marmaglia di persone. Pronto? Ciao, pronto? Sì? Volevo sapere, la Vaticana Natalia. Sì. Volevo sapere se dobbiamo fare un test di gravidanza che risultava positivo o negativo. Che cosa? Non ho capito. Attaccante, vedi quando ama ormai? Mi sto schifando, veramente sto schifando il pubblico di TikTok. Mi sta un po' pesando, veramente sta cosa. Chissà perché, Pronto? Pronto, sono la ragazza di prima, si è persa la linea. Dimmi. Volevo sapere se avevo la gravidanza o no.
Non sono un medico, Gioia, non posso darti una diagnosi non essendo un medico, Ok. capito? Mi dispiace. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, Rox Ferrer dice elegante significa raffinato. Sì, vabbè, la raffinatezza la penso pure io così, però come dire, attraverso il saper vestire, attraverso il saper esporsi su una live, in TV, ma anche da vicino, quando vai a conoscere qualcuno, voglio dire, è importante, ragazzi, è importante. Perché io vedo dei cartali qui su TikTok veramente vergognoso, ma è vergognoso veramente, io non so come fanno a chiamarlo, veramente non so come fanno. Mi riferisco, vedo personaggi sempre con la stessa maglietta addosso, personaggi, cioè perciò dico, io mi trovo qui su TikTok, causa un mondo, causa un mondo, ma è un mondo che non mi appartiene, credetemi. Sto valutando molto molto bene, ma è un mondo che poco mi appartiene. Quindi sto pensando, ci sto pensando un po' per cercare di fare quanto più poco possibile le live, perché io quando faccio le live mi do me stesso, quindi do il meglio di me, ma ho scoperto la giornata di ieri che il pubblico qui su TikTok è solo cazzi suoi. Pronto? Ciao, piacere, mi chiamo Lori. Ciao Lori. Ti stavo seguendo e mi è venuta proprio la curiosità di tutto per poter parlare con te. Prego. Io voglio sapere in generale, dovrò fare una cosa. Già hai sbagliato tutto, perché tu quando, allora, tua mamma quando ha fatto a te, quanti mesi ci ha messo? Non lo so, Quanti mesi ci vuole per partorire una donna? 9 mesi. 9 mesi. E io dovrei vedere la tua vita in 2 minuti. No, E tu hai detto in generale cosa vuol dire? più o meno, sì, siccome devo fare una cosa. Allora, mi fai la domanda, io ti darò la risposta. Se viceversa vuoi sapere in generale della tua vita, paghi, attenzione, paghi 30 euro in privato e io mi metto lì a darti ogni risposta della tua vita. Capito come funziona? Okay. Qua è una sola domanda. Prego. Okay. Devo fare questa cosa, mi riuscirà? Quanti anni tieni? Che segno sei? 30 anni Capricorno. Ciao Adele Aceto, maestro, buon pomeriggio, anche oggi la seguo, un abbraccio virtuale. Ti voglio tanto bene, Adele, buon pomeriggio anche a te. 1, 2, 3, 3. il 3. Un attimo. Allora, vediamo. Allora, questo tuo progetto andrà bene perché mi esce la ruota della fortuna, il carro della fortuna. Ok. Auguri. Vediamo per prima di questo
ti andrà bene. Quando lo dico io sono un portatore di fortuna, sono un portatore di positività, e quando te lo dico io ti metto la firma. Ok, maestro, le farò sapere. Va bene, grazie. Grazie a lei. Una buona giornata. Grazie. Sì, carissima amica Rox Perrelli, io farei una diretta anche di 3 ore, per me non è un problema, però vedi, ti faccio capire. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, salve, potrei fare una domanda? Sì? Allora, vorrei sapere se mia madre e mio padre ritorneranno insieme. Quando è carina! Tua mamma quanti anni c'ha? Che segno è? Papà quanti anni c'ha? Che segno è? Mio padre è 5 dell'80, invece mia madre è 12, 83. Tu quanti anni sei? 18. Non imbrogliarmi! Non imbrogliarmi! Da quando sono divisi papà e mamma? Da anni Allora scegli 1, 2 o 3? 3. Il 3. Vediamo, ti do subito la risposta. Prego. Allora, carissima amica, ti rispondo, Rox Perrel, un attimo, Io farei una diretta live anche di 3 ore, non è un problema, però su TikTok, vedi, non puoi fare una diretta con i commenti perché vengono subito a infastidirti, c'è gentaglia che ti dà fastidio e quindi c'è una cosa che a me mi turba. Gentaglia che ti chiama solo perché ti vede con le carte in mano, quindi non fa differenza, cioè tu il mio valore, la mia persona non viene diciamo valorizzato, perché al mio posto chi ci sta è uguale, basta che ho le carte in mano, e sta cosa a me mi turba, capito? Perché la marmaglia che ci sta qua sopra è una marmaglia speciale, super speciale, capito? Quindi io parlando così mi sto creando anche i nemici, ma mi fa bene, mi fa piacere, perché io amo crearmi i nemici, perché io cerco le persone serie, le persone false a me non mi interessano nelle mie live, capito come funziona? Io sono fatto così, non ci posso fare niente, non so fare il ruffiano, è più forte di me. Gioia, allora c'è possibilità? Mi esce la carta della privazione, ci stanno, uno di loro ci sta pensando e ci sta la felicità. Quindi uno di loro vuole riconciliazione e l'altra metà che fa un po' i capricci perché c'ha nella mente altre situazioni. Ok? Ti abbraccio, auguroni. E questa è la cosa perché io farei una bella diretta nel conversare con il pubblico, nel scrivere commenti, nel rispondere ai commenti, parlare, stare insieme, unione, è bello. Ma qua io vedo che Satana si sta impossessando dell'essere umano, quindi Satana è tra di noi, Satana è tra di noi. Maestro, ci pensi per le dirette serali? Secondo me lei fa il botto di sera. Sì, sì. Ma già stasera farò la prova. Grazie Raffi Tia. Oh, grazie. Gentilissimo Raffi. Grazie delle rose. Allora, ci sto pensando. Io penso che anche stasera farò la prova, torno
dopo le 19 o 19:30 farò una prova. E già questa sera farò una prova, vi ripeto, per cambiare tutto. Io sono fatto così, non ci posso fare niente, ragazze. Lei si distinguerebbe da tutti, lei è un grandissimo e si vedrebbe. Sì, ma figurati, lo so. Quello che io voglio, distinguermi da tanti, perché qua, allora, vedi la ragazza che ha chiamato a me per dire, no? Se vai a guardare altri, in questo momento ci sono altri cartomanti, sta chiamando ad altri e si fa il giro di tutti i cartomanti. È questo che a me dà fastidio, capito? Perché io non sto qui per fare numeri, a me non me ne frega, io potrei anche stare senza fare le live, perché se tu vai a guardare i miei video che ho pubblicato stamattina, si parla di 80.000 visualizzazioni, 60.000 visualizzazioni. Ciò cosa vuol dire? Che sono molto seguito, quindi preferisco mettere più i video che fare le live, perché se ogni video prendo 80.000, c'è un altro video 120.000 visualizzazioni, 120.000 visualizzazioni in pochi giorni. Quello di stamattina in poche ore stiamo già oltre i 50.000. Ciò cosa vuol dire? Che sono molto seguito, ma poi venendo in live e vedendo che siamo solo 34 persone in live, 34 persone, cosa vuol dire? Vuol dire che impaurisco le persone? Non penso. Sono una persona che amo il dialogare, amo dare spiegazioni in merito. Quindi la risposta dov'è? Lo so, ti ringrazio. Stasera ci sarò alle ore 19:30, facciamo così. Alle ore 19:30 fino alle ore 20:30 sarò in live con voi. Vabbè, facciamo sta prova, vediamo. Ma il pomeriggio lo voglio proprio togliere di mezzo, perché non c'è troppa gente con le carte in mano, troppe persone con le carte in mano. Ma mi metto pure la carta in mano. Questo sono io, lo ripeto, per i nuovi arrivati. Avete capito chi sono io? 44 anni di attività. E voi a chi andate a chiamare? Le persone che da ieri mattina hanno comprato un mazzo di carte, si mettono in live e fanno le carte, e voi chiamate a quelle persone. Bravi. Bravissimi. Hai capito, Roxy? Non penso che sto sbagliando. Io faccio il discorso di professionalità, di qualità, non mettermi qui a fare le carte. Che ci guadagno? Niente. Non è che devo far conoscere da qualcuno, sono già un personaggio Rai, Mediaset, Sky, quindi sono già un personaggio molto conosciuto, non ho bisogno di farmi conoscere. Quindi io qui con 39 persone in live, che ci faccio? Perdo tempo? Vi faccio parlando con voi, meno male che ci siete voi di YouTube, così mi faccio la chiacchierata con voi. Allora vi ricordo che sono in diretta anche su Smav Radio, ok? smavradio.it. Se volete ascoltare la buona musica, fatelo, segnatevi questo sito web, smavradio.it. In H24 sempre la buona musica. E questo è il discorso
Poi diciamo che sono rimasto deluso da ieri, Roxy. Sono rimasto deluso dalla giornata di ieri quando io ho chiesto aiuto un po' a tutti voi. Quando ho chiesto dicevo, quando ho chiesto aiuto la giornata di ieri per segnalare colui che mi aveva clonato l'account, guardate che io ho su questo profilo 20, dico bene, 23.000 follower, dico bene. E ho chiamato, cioè ho fatto l'appello qui su TikTok di darmi una mano e di andare a segnalare quel profilo che mi avevano, quel signore che mi aveva clonato l'account. L'avete fatto in 15 giorni, 15 persone. Io vi devo ringraziare. Vi devo ringraziare. 21.000 follower, 22. Dico bene, voi devo dire che io poi di nuovo, sì, mi sembra che sia da 22.000. E quindi vuol dire, cosa vuol dire questo? Che pensate solo per i cavoli vostri. Permettete che io penso per i miei cavoli e fanno bene chi vi truffa, fanno bene chi vi inganna, fanno bene i cartomanti che vi minacciano, perché succede anche questo su TikTok, che vi minacciano i cartomanti, vi truffano, vi minacciano, fanno bene, ve lo meritate, perché avete solo cattiveria nel corpo. Dice, ma allora tu pretendi o pretendevi che segnalavano questa persona che ti ha clonato l'account? Non pretendo, però se siete follower, per quale motivo? Fate parte di un contesto, fate parte di una comunità, che questa comunità si chiama il Sandone di Avel e il Maestro Cleo. Quindi voi fate parte della mia comunità e in comunità si collabora, no, si dà una mano uno con l'altro. Se sto sbagliando, ragazzi, ditemelo, Cleo, stai sbagliando a parlare e io me ne faccio una ragione. Chiaro? Questo è il discorso. Ma fa niente perché va bene anche così. Vabbè, chiudiamo il discorso, se no divento patetico. Allora, linee libere, chi vuole parlare con me in questo momento e vuole un consulto, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per avere una consulenza del tutto gratuita. Non dovete pagare niente, è del tutto gratis. Allora Pietro, io sto facendo una live, mi devi fare una gentilezza di non chiamarmi più, perché se no ti blocco. No, hai detto già troppe cose, non devi assolutamente chiamarmi più. Io sto lavorando, Pietro, non posso dar retta a te che mi chiami 2 o 3 volte al giorno, ok? No, tu chiami quando decido io adesso, perché non decidi tu.
Vedete come bisogna fare con le persone? Io sono una persona molto molto buona e capiscono una cosa per me, capito? Tu mi chiami 3 volte al giorno, mi dici sempre le stesse cose, o sei scemo o ti devi ricoverare, questo è il discorso. Allora l'amica Roxy Perrell dice: capisco la delusione, come si dice da noi, non meritano gente di un certo calibro come lei. Ma io non mi ritengo nessuno, assolutamente, carissima amica Roxy Perrell. Io non mi ritengo nessuno, io faccio il mio lavoro con passione, con professionalità da oltre 40 anni, come ben sapete tutti, e cerco di portare avanti un certo discorso di serietà. Perciò dico sempre, voi marmaglia, la marmaglia che sta qui su TikTok, se io non vi guardo, non dovete chiamarmi, non siete obbligati a chiamarmi, chiamate i cartari, chiamate a chi vi prende per il culo, chiamate a chi vi trova la fattura, chiamate a chi vi trova il maleficio, chiamate a chi vi minaccia, chiamate a me. Anzi, mi dovete chiamare un'altra categoria di persone, le persone serie, le persone che capiscono l'importanza di questo mazzo di cose. Questo è il discorso. Brava, sei arrivato al dunque, Roxy. È solo invidia e gelosia. Ma io li faccio schiattare come schiattano i pomodori. Adele Aceti dice: lei sa bene quanta ignoranza c'è in giro. Hai voglia. Ma io Adele li faccio schiattare come schiattano i pomodori. Vedi che in estate fanno i pomodori, la passata di pomodori che fanno i bottigli di pomodoro, e così faccio, li faccio schiattare. Pronto? Salve. Volevo capire se denaro 29,494 trova qualcosa per Cristina 841. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Un attimo solo. È un'attrazione fisica. Sì. Gli piace questa persona, la sua persona, perché oggi gli uomini guardano questo, non più tanto. L'amore, i sentimenti vengono col tempo. Si comincia prima a gustare e poi se il pranzo è buono e lo desidera ancora, nasce il discorso. Oggi ragionano così, sbagliato, molto sbagliato, ma ragionano così. Ma è una forte attrazione. Sì, sì. Va bene? Va bene, la ringrazio. Arrivederci, buona serata. Anche a voi. Allora, Rox Perrell dice: mi riferisco alla sua bravura nel suo dono, non è cosa da tutti, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Brava, bravissima. Però la gentaglia, tutto questo non interessa, chiaro? Non interessa, perché è un gioco per lei.
questo che io faccio per tutti coloro che guardano è semplicemente un gioco, ok? Non hanno capito, l'ho detto ieri, lo dico anche oggi, che attraverso una sbagliata lettura di carte si va a creare negatività alla persona che ti chiama e facendo in modo di fargli andare tutto storto. Perché dico questo? Lo voglio spiegare per l'ennesima volta. Aprire le carte su una data di nascita, se vengono aperte sbagliate, si procura energie negative, perché la cartomanzia non è un gioco. La cartomanzia è una cosa ben specifica e va aperta sulla data di nascita, cioè le carte vanno aperte sulla data di nascita della persona, quindi sull'età, segno zodiacale. Quindi cosa vuol dire? Che voi tutti che chiamate a qualcuno, non dico che dovete chiamare per forza a me, però sto spiegando tecnicamente come funziona. Se voi chiamate a coloro che si sono improvvisati cartomanti, non sanno cosa significa la cartomanzia, si può provocare energia negativa, facendovi andare tutto storto. Perché dico questo? Per iniziare a fare una lettura di carte, cioè io quando ho iniziato questo lavoro, chiamiamolo lavoro, ho dovuto farmi il cerchio di protezione. Voi capite cosa vuol dire il cerchio di protezione? Il cerchio di protezione sta a indicare per far sì di non prendere il colpo di ritorno. Io personalmente, dove io sto facendo i miei live, in questo luogo, c'ho un cerchio e sto seduto al centro di questo cerchio per non prendere i colpi di ritorno. Sia ben chiaro. Ok? Ma tutto questo, lo so che a voi non ve ne frega, ma io l'ho fatto e lo faccio per voi che mi chiamate, per non far sì di farvi andare tutto male, di farvi andare le cose in un certo modo. Allora Amalia va dalla, dice: buongiorno maestro Clero, volevo darvi una conferma della sua bravura. Qualche giorno fa mi ha detto che avrei avuto l'appartamento in affitto e stamattina mi hanno confermato che l'ho ottenuto. Grazie. Grazie Adele, figurati, io sto qui per indovinare, come dico sempre, sto qui per indovinare, non per prendervi in giro, perciò mi voglio circondare da persone che capiscono l'importanza della mia presenza qui su TikTok. Avete capito allora? Quindi io proteggo sia me che voi che mi chiamate. Ma quando invece si chiama uno che si è comprato un mazzo di carte e appena si è imparato a leggere, che succede? Apre le carte, bla 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 bla. E sulla vostra data di nascita viene fatto qualsiasi pasticcio di lettura di carte. Poi vi lamentate, mi va tutto storto, maestro. Ma quanta cartomante chiamate fino adesso? E lo sai dire a quante cartomante hai chiamato fino adesso? Poi ti lamenti e ti va tutto male. Vedete, questa è la tecnica, io vi sto parlando tecnicamente per quanto riguarda. Buonasera Sabrina Lanna, buonasera a te. Grazie Ivi, capite il discorso? Questo è tecnico. Ma appunto Roxy, mi piace spiegare le cose, mi piace dare una spiegazione logica
a quel che è le scienze esoteriche, perché le scienze esoteriche nascono insieme all'umano, insieme a loro, diciamo, all'essere umano, quindi esistono da che mondo è mondo e vanno rispettate e vanno portate avanti con una certa professionalità e riservatezza soprattutto. Esistono quindi colpi di ritorno, maestro, e in che modo si possono dire? Sì che esistono dei colpi di ritorno, per me, ma non per voi. Per voi è diverso. I colpi di ritorno per me, che io effettuo un lavoro di un ritorno d'amore, oppure per togliere un malocchio, per togliere una fattura, se io non mi proteggo col cerchio di protezione, subisco dei colpi di ritorno. Ma voi invece no. Voi che chiamate, dico in generale, quelli che chiamano i tanti cartomanti e via, possono avere un colpo di ritorno perché chiamano dando la data di nascita, dando il nome, cognome, spesse volte l'età, il segno zodiacale. Quindi che succede? Che se le carte vengono fatte nel modo negativo e non nel modo positivo, è chiaro che comincia poi ad andare di ritornare. Questa è la verità. Sabrina Lanna dice: è un piacere ascoltarlo, ho avuto il piacere di conoscerla, è molto umano e sincero. Grazie Sabrina, ti do un bacio forte, grazie del tuo pensiero. Quindi quando diciamo io poi divento aspro, si dice così, se io divento aspro è perché mi sto proteggendo quel che è il mio operato. Chiaro? Mi proteggo il mio operato per far sì di non far maltrattare la gente che chiama ai professionisti. Ciao Francesco, buonasera. Carissimo Francesco, buona serata. Tutto bene Ciccio? Allora. Oggi abbiamo fatto un po' di scuola di scienze esoteriche, abbiamo un po' parlato di tante belle cose. Vedete, poi è bello dare spiegazioni, è bello essere un po' acculturato un po' su alcune cose. Questo sta a indicare avere capacità di quel che fai. Allora, vi ricordo che siamo in live diretta su TikTok, su YouTube e anche su smavradio.it. Se volete ascoltare la buona musica, fatelo ascoltando la mia radio che si chiama Smav Radio. Quindi per accedere all'ascolto bisogna digitare smavradio.it. Ricordo, smavradio.it. Peccato mi sono collegato solo ora. E stasera penso che alle ore 19:30 farò una nuova live. Facciamo una prova serale, Francesco. Faremo una prova serale per il pubblico di sera. Sergio, ma chi è quest'altro?
Com'è Sergio? Non ho capito come funziona, perché sta la mia foto e il... Mi fai capire Sergio? Boh. C'è condiviso. Sergio, non ho capito cosa significa questi profili. Hai condiviso tu? Cosa? Allora, miei cari amici, grazie Roxy, grazie. È il mio modo di pormi al pubblico, lo faccio anche in televisione. Quando io vado in televisione, quando sono stato in TV, anch'io, diciamo che anche in quell'occasione ho fatto, cioè faccio questo. Quelli che stanno Ah, ecco, ho capito. Quindi le persone che mi seguono. Quindi a coloro che mi stanno seguendo, perché vedo che mi stanno seguendo alcuni cartomanti, che siano cartomanti e non cartari, me lo auguro. E quindi mi fa piacere essere seguiti, così può darsi che riuscite un po' a capire qualcosa in più. Tanti di voi, non faccio un'erba e un fascio. Tanti di voi, prima di essere cartomanti, dovreste fare un po' una scuola di cartomanzia, acculturarvi un pochettino su quel che è la vera scienza esoterica, il mondo dell'esoterismo. Non me la prendo con tutti, attenzione, i buoni si salvano da soli, Voi date fastidio a me e io do fastidio a voi, ma io sono il Sandone di Avella e quindi il brangolo dirigo io. Sì, stasera in serata mi collego anche con YouTube, tranquillamente, si figuri. Come no. Allora, ci salutiamo qui, rinnovo l'appuntamento in serata, ci facciamo un'altra bella chiacchierata e se avete bisogno di me da questo momento in poi, in privato, il costo è 30 euro per chi vuole parlare con me, perché io non sono uno di quelli che si mette a spassare le persone, a dire c'è una fattura, c'è un maleficio, per vedere di ricavare qualcosa di denaro. A me mi pagate il consulto, poi quello che volete fate. Ok? Quindi da questo momento in poi chi vuole parlare con me in privato 30 euro. Fate richiesta su WhatsApp e io vi rispondo e vi darò tutte le informazioni che volete. Un abbraccio a tutti, a risentirci. Quindi un abbraccio per tutti quelli che mi hanno seguito anche su YouTube, Giulia, Roxy, Francesco, Sabrina, Adele, Aceto, Emma, insomma tutti quanti voi ragazzi. Un abbraccio in particolar modo a tutti, vi voglio bene, alla prossima.